Allora, mentre aspettiamo il prode Gianmarco, vediamo un attimino com'è la situazione. Allora, mi era rimasto un pochino di cose da fare nel frattempo. In the meantime, fatto un po' di bordello. A posto. Qua si vede anche perfettamente adesso. Va bene così. Allora, secondo il piano d'attacco, io adesso dovrei fare un bel giro nella seconda azione dei Mementos. Quindi ci ricarichiamo qui e vai così. Allora, vediamo di prendere un po' qualche risorsa qua mentre aspettiamo a Gianmarco. Allora, prima cosa blocchiamo la safe. Iniziamo l'esplorazione. Oh, questi sono quelli che si fottono le casce. Guarda che già t'avevo preso, Oh, Icarus! Ho iniziato un pochino tardi perché sono successi 564 problemi, però ce l'ho fatta. Se nel frattempo faccio un po' zona memento, però visto che sei arrivato, aspetta, faccio vedere tutto subito. Allora, eccoci qua. Io ho fatto un altro paio di scoperte. Ah, dimmi a livello visivo come si vede, perché c'era un problema con l'HDR, ma credo di averlo risolto. Mi sto settando tutto perché ho aggiornato Meld. Mi ha cambiato un po' di impostazioni e persona non l'avevo ancora settato per bene. 17, facciamo un 14 e qui il Magic Mic con l'Automatic Gain Control. Ok, dimmi adesso come lo senti e come senti la mia voce mentre c'è il gioco. Dovrebbe fare il ducking in automatico. Ok, thank you. Allora, o tu giovane esploratore di persona, cosa vuoi sapere? Fino a quando arriva Gianmarco sarò qui a rispondere a tutte le tue domande. Tanto già ho farmato come la merda, quindi va benissimo così. Io se poi ti posso dare i miei consigli. Allora, la mia routine sul gioco. Allora, l'obiettivo principale che sto dando un po' a tutti è innanzitutto portare avanti la storia principale, perché portando avanti la storia principale, quindi ignorando momentaneamente boss secondari, zone secondarie con tesori o altro, più vai avanti più sblocchi funzioni di gioco, che ti rendono più potente, che ti aiutano e che ti fanno prendere risorse. Quindi la prima routine al momento con questa versione sto portando avanti il più possibile la situazione storia. Ho il sospetto che ci sia già pure il terzo palazzo e sarebbe ottima come cosa, che nel terzo palazzo sono state aggiunte delle chicchette di gameplay non indifferenti. La routine di gioco che consiglio di fare ogni giorno, ma proprio bella, facile e veloce, anzitutto le 3 quest giornaliere, tanto il login lo si fa sempre, e cercare di regolarsi personalmente in base ai propri impegni, alle proprie cose, per fare sia le settimanali che la season, in modo tale da riempire facilmente il pass e subito si arriva alla fine. Ti dico, anche senza io personalmente il pass lo compravo sempre gli ultimi giorni, perché è vero che dà un sacco di risorse, però già il gioco di base non scazzulea e molte volte arrivavo che mancavano tipo 5-6 giorni, massimo 10, dove già avevo completato tutto il pass. Basta semplicemente regolarsi, quelli importanti sono, che si fanno facilmente, quello della stamina. Io vado sempre di 5 con la stamina quando vado a fare la modalità per prendere cose, non vado mai 1 o 2. Quelli per i persona, per un'altra cosa che non ti dico, se no faccio spoiler, 5.
fai 120 stamina e te ne togli un altro e ti fai salire pure quest'altro qua. La cosa che ti consiglio di cercare di completare è questo, il Plants. Al momento ci sono i primi due, ma completandoli sblocchi il terzo. Io addirittura, è una cosina mia, a me piace completarli e poi sbloccarmeli tutti insieme. Così mi abbuffo di risorse una continuazione. Ok, se al quinto step, ottimo, ottimo. A me manca questo qui che si sblocca domani per i giorni consecutivi e quando completi tutto inizi a prendere già un personaggio 5 stelle. Visto che hai già Morgana, visto che da come ho capito pure Ryuji, consiglio prendi Ann e te la togli da mezzo. Prendi Ann e toglitela da mezzo. Nel plan 2, quando si completeranno tutti gli step, ci sarà anche un'arma 5 stelle. Sì, ti ho detto io il consiglio, che la tattica che ho usato io con la versione CN, quando usciva un personaggio, c'era un personaggio nuovo, prenderlo almeno una volta. Sì, bello averlo potenziato al massimo e fanno più male, ma già a livello 1 fanno male alcuni. Tenere quella di Ann perché Morgana ha già quella boostata. Allora, per il mio gameplay io mi baso tutto sul mio cavallo di battaglia, Ryuji. Ryuji è il mio cavallo di Troia. Ryuji ieri l'ho raccontato a Gianmarco, ero a fare una boss fight, terza fase, fase 1, attacco caricato, quindi ha saltato il turno. Gli altri lo hanno potenziato, ha dato una botta al boss, shottato in un turno, è caduto proprio come una vera corda. La cosa buona è che con la CN abbiamo fatto prima i plan 1 e 2 e poi dopo mesi è uscito il terzo. Qui già si sblocca il terzo ed è ottima, quindi sono altri bonus. No, Ryuji già pure con Persona 5, quando abbiamo portato in live, abbiamo un attimo sospeso perché visto i casini con l'apertura del negozio che sto facendo non sto avendo tanto tempo di giocare, però fortunatamente a lui riesco a trovare un po' di tempo, perché mo l'ostacolo grosso è ci sono tante cose di storia da fare, da portare avanti, quindi da con cutscene e cose varie che ti sbloccano altre modalità, altre funzioni, altre secondarie, tanta altra roba. Poi Regen, buon soir. Quindi io il consiglio che sto dando a tutti è, per quanto possibile, di usare questa tattica qua, storia principale, andare avanti come dei cavalli bizantini fino a quando non trovi un blocco che te menano, ti rifai le zone precedenti o ti fai memento e ci si potenzia. Sì, allora devi cercare, il segreto per andare bene con sto gioco secondo me è quello di goderselo e fare le cose in base al tempo che hai durante la giornata, quanto tempo ci vuoi investire e come ti vuoi divertire. La City Life è una cosa che devi assolutamente portare avanti, assolutamente. È importantissima perché da buon titolo di Persona qual è, portando avanti le sinergie, i social link, sblocchi un sacco di cose. Un sacco. Esempio, Yui ti sblocca la possibilità di far germogliare prima le piante, quindi puoi fare prima le cose. Lei ti dà vestiti, lei ti sblocca la zona baseball, lei ti fa lavorare tantissimo e ti sblocca un sacco di lavori grossi. Ma io il primo indizio game changer te lo do già adesso. Tu vai qui, questa bella piazzetta. Regen, tu tutto bene? Tu già puoi fare sta cosa qua. Vai qui. E non lo dico per vantarmi, attenzione, ma solo per dire quanto sto gioco è fatto bene. Io qui ci sono stato 2 anni e mezzo fa con mio fratello, proprio in questa piazza qui. Ragazzi, vi giuro, è identica. Io ho appoggiato le chiappe in questo punto qui, era proprio così. Le mie chiappe erano qui e c'avevo la strada qui, è riprodotto uno ad uno. Regen, scusami, Kerus, il consiglio che ti do appena c'è la possibilità, attraversa la strada
non ti fa buttare sotto dalle macchine, no, c'è un problema. E vai qui. Qui. Compra tutti i libri. Tutti, comprali tutti. Compra tutti i libri. Sono qui, questa è la prima libreria, ce n'è un'altra ma si sblocca più avanti. Trucchetto numero 2. Vai nei tutorial, pure che già te li ha dati. Tu fai il gioco, vai avanti, sblocca i tutorial, poi ti continua a dare la spuntina di là. Una volta che tu vai a ricontrollare, semplicemente lo apri e lo chiudi. Per ognuno di questi che controlli ti dà 5 gemme. Quindi vedi quante ne puoi prendere. Se io lo apro, faccio apro esco, apro esco, apro esco, e chi si è visto si è visto. Altre cose importanti che ti posso dire riguardo la City Live. Allora, portare avanti i social link come primissima cosa. C'è il social link perfetto, solo che qui non c'è ancora, che migliora di un botto il fatto di comprare regali, ingredienti, eccetera. Solo che non so se c'è ancora. Ed è una cosa utilissima. Completi gacha, cioè ti potrei dire 850.000 cose di sto gioco, ma ti do il consiglio principale: cerca di fare tutto rispettando i tempi. Ossia, come adesso c'è l'evento con persona. Questo qua dura 24 giorni. Ora tu li completi al 100% e ti sblocchi ricompense e quant'altro. L'evento questo qua con persona non è che una volta finito il timer non c'è più. No, viene messo in risalto all'inizio, giustamente per fartelo notare, ma ci saranno poi altre parti col passare del tempo. Il consiglio che do quando c'è un evento, una modalità di gioco a tempo o qualunque altra cosa, concentrarsi un attimo su quella, prendere prima tutti i bonus che ti dà il gioco per quella sezione lì e poi ti organizzi con il resto. Ora c'è tantissimo da fare perché si è all'inizio. Certo, la cosa che ti ho accennato per messaggio. Apri settings, premi il pulsante account qui sotto. Regen, se ci stai giocando pure tu mi fa un piacere immenso. Allora, per collegare all'account del telefono, entrate su PC, vi crea l'account guest con cui voi giocate normalmente, premete account, non lo premo perché sennò appare il mio nome e cognome e già sarò a rischio di persone che mi menano quando apriremo il negozio, quindi vorrei cercare di evitare di far uscire i miei dati personali. Però una volta che premete qua, collegate l'account con Google, voi prendete il vostro bel telefono, vi sedete sul cesso ad esempio, che state lì, ma no, che devo fare? Voi aprite il telefono e continuate a giocare a persona come se niente fosse. Oi Pierluigi, buonasera. Allora, altre cose che ti posso consigliare: i memento sono pieni di risorse, ma proprio pieni. E ti faccio vedere com'è la situazione della mia squadra ad oggi. Aspetta, mi è caduto il dito, scusami, è andato a finire su di lui. Scusami, non volevo. Kerus, non volevo, è capitato. Kerus, l'abbiamo preso ieri in live a culo. Davvero, ho fatto una tirata ed è uscito. Lui è ottimo. A proposito, Wesker, quando apri il negozio, che quasi sicuramente ti farò un ordine, allora vi do un aggiornamento adesso. Per come stiamo strutturando... Aspetta, fatemi mettere messaggio commerciale perché sono rompo di coglioni. E ancora non mi sono capacitato io che ho un negozio insieme alla mia amica, quindi piano piano rientro in tutto. Allora, la situazione è che io e la mia amica volevamo aprire per il 1° giugno. Il problema è che abbiamo avuto un'idea geniale, abbiamo rimandato il tutto per fare una cosa buona, solo che ci sta mettendo troppo tempo, quindi per non farvi aspettare troppo stiamo valutando un'apertura minore, che noi abbiamo prodotti in vendita anche su eBay, lo dico tranquillamente,
però ci stiamo facendo costruire il nostro portale e-commerce, quindi invece di andare su www.negozio.it vi do l'indirizzo e troverete il nostro. C'è già una mezza data, non vi dico niente per scaramanzia, però siamo lì. Potrei aprirlo in questo momento con un pulsante, ma sarò io imbecille, voglio fare una cosa veramente di qualità insieme a questa mia amica, preferiamo prenderci qualche giorno in più, ma fare per bene le cose. Ci stiamo andando a regolare con i prezzi per quanto possibile, perché vi avviso subito, quando vedrete i prezzi su eBay saranno un pochettino più alti, perché per pratiche commerciali non è cosa decisa da noi. Giustamente per mettere prodotti su eBay c'è bisogno di pagare qualche commissione e pagare alcune cosine, quindi nel prezzo è compreso anche l'uso di eBay, mettiamola così. Sul nostro portale le cose saranno diverse. Ah, ok, grazie Kerus. No, in realtà per la piattaforma dove siamo appoggiati già ci hanno fatto il portale, già ce l'hanno fatto, solo che in versione standard gli stiamo facendo aggiungere varie cose. C'è una mia amica grafica che ci sta facendo pulsanti e quant'altro. Poi vedrete come abbiamo organizzato per visualizzare gli articoli e fare tante altre cose. Allora, al momento non ti do il nome perché per un'intuizione che abbiamo avuto abbiamo cancellato tutti i prodotti presenti adesso, li stiamo aggiustando in maniera corretta, precisa e al migliore dei modi possibili per quanto riguarda il titolo, le categorie dove li troverete e le descrizioni. Non ci serve tantissimo, anche perché sto da 4 settimane a programmare questo programma che ci serve per fare sta cosa e io sono con i nervi a pezzi. Ci manca poco, vogliamo fare un lancio soft ma di qualità, ci manca una puntella, proprio la puntina, quindi a breve vi diamo maggiori informazioni senza problemi. Articoli che troverete, ragazzi: abbigliamento, quindi magliette, pantaloni, mutande, calzini, zaini, borselli, prodotti per la casa, prodotti per l'ufficio, prodotti per il mare. Stiamo pensando di mettere una sezione dedicata all'estate, quindi con tutti i prodotti mare, teli da spiaggia, costumi, articoli per la casa. Ragazzi, abbiamo 4 milioni e passa di prodotti di varie tipologie e stiamo decidendo cosa iniziare a portare e poi aggiungiamo anche gli altri. Notizia che do a voi: già abbiamo parlato e stiamo facendo settare la funzione per quanto riguarda il preordine di videogiochi e, se mi riesce, in maniera tranquilla anche di console. Abbiamo dove rifornirci di ste cose e ci stiamo soltanto organizzando per alcuni dettagli. E visto che, così chiudo il discorso e torniamo a persona, vi chiedo il vostro parere su un format che ho in mente da fare da tanto tempo a questa parte. Però non vi dico il tutto perché è capace che qualcuno fotte l'idea, però ve la faccio capire in un certo modo. Ragazzi, voi avete visto che ad esempio sono usciti i titoli, ecco, Kerus. Ragazzi, seguite il canale di Kerus su YouTube, perché fa video di approfondimento seri, non di parte ma concreti su quello che di marcio succede su alcune situazioni, e vi porta alla verità, punto. Quindi non andate in giro dai fuffa inventori di notizie e quant'altro, andate da Kerus, vedete il suo canale, vedete i video e state tranquilli, siete aggiornati. Io vi faccio una domanda: secondo voi è corretto che un titolo come Dragon Age o come altri titoli usciti recentemente si sono rivelati una merda e costavano troppo? Pensate sia una cosa giusta? Tanto è bello Joker tutto il tempo qui, aspetta, lo faccio pure muovere un pochino nel frattempo. Assolutamente no. Allora ve la dico così: io già ho pensato il format, una bella monnezza. Io già ho pensato il format, ho cercato, è una cosa che nessuno sta facendo in giro. Io mi sto adoperando per vedere a livello legale se posso fare questa cosa, ma non ci sono problemi.
Ragazzi, vi dico, abbiate pazienza, ne vedrete delle belle. Sì, sì. Kerus, falli uscire. Io so che sembrano promesse da marinaio. Mi è venuta quest'idea, ne ho parlato con la mia amica, ci stiamo informando se la possiamo fare. Già un paio di persone la conoscono sta cosa, hanno detto sì cazzo falla. E io la faccio. Fin quando sono legalmente abilitato a farlo e a vendervi i prodotti in un certo modo, ve la dico così, state pur tranquilli che se uscirà un nuovo titolo X a merda, io non ve lo faccio pagare quel prezzo sul negozio, state proprio tranquilli. Ma state proprio tranquilli. Ve la dico proprio come promessa sta cosa. Quindi c'è già un piano in atto, non vi preoccupate. Allora, sto pensando se vi potevo dire altro. La sezione chiamala all'angolo della merda. Già c'era un'idea simile. Però sta aggiunta mi piace. Merda no, perché comunque dobbiamo tenere un aspetto professionale. Però ragazzi, ecco, la mia ottica, nel momento stesso in cui ho razionalizzato che ho un negozio insieme a questa persona e possiamo vendere, ci siamo mossi per i videogiochi, io mi sono detto aspetta, cose ingiuste no. Di platino si chiaro una volta trovato il PG, ma quelli oro chiedevo i full standard, consigli di farli sempre o di conservare anche quelli. Ok, torniamo su persona così poi a tempo debito vi annuncio un paio di giorni prima quando ci sarà sta live dove vi dico ok ragazzi il negozio è qui, andate qui e vi trovate tutto. E accetteremo tanti suggerimenti ragazzi, dico solo sta cosa e chiudo, ma già fanno pochi pubblicità, capitemi. Accetteremo i vostri consigli. Vogliamo creare qualcosa fatto per voi che siete clienti, ci date dei suggerimenti su alcune cose e noi ci adoperiamo. Punto. Finita anche la musica. Allora, per i banner, consiglio per i banner, anche a Regen che sta giocando. Già l'ho detto a Kerus privatamente, lo dico in generale. Prendete il personaggio del banner corrente, il PG nuovo, e filate via da quella zona. Conservatevi gemme e tutte le carte dorate che riuscite a prendere. Tutte. Quelli oro conviene farli da qui nella fase iniziale, assolutamente sì, perché non so se ci avete fatto caso, quando prendete un personaggio vi dà 6 frammenti, questi qui, i Violet Conigem, ve ne dà 6. Una volta che avete completato i PG, anche quelli base, vi dà 15 di quelle gemme. Ora però c'è un problema, anche se in parte forse è stato risolto. Io vi dico come ho giocato finora io. Il problema è che qui una cosa non c'è, non so se si sblocca, eppure per questo sto rushando per farvelo sapere a voi. Però io nella versione CN come pullavo? C'è il banner pullo, mi uscivano i personaggi, mi usciva tutto, andavo in exchange, qui proprio per la sezione per i Violet si potevano scambiare 15 di queste per una carta dorata e 10 di queste per una carta, per una moneta per fare le pullate qui per le armi. Ora sta cosa qui non c'è al momento, non so se verrà messa dopo, se si sblocca, che più andate avanti con la storia, pure i vari shop e quant'altro vi danno nuove cose. Però riflettevo oggi, io sono un paio di giorni che non entro nella CN, io non ricordo se nella CN, domani vi prometto che vado a vedere, non c'era questo. Mamma, capito poco. Sì, abbiamo capito che con la versione col modo bisogno di dire l'impatto. No,
Ma difatti non è uno scam, sir. Hanno cambiato la cosa. Non conviene da un lato per le carte arcobaleno, ma per quanto riguarda come si prendevano i gettoni prima è la stessa cosa. È la stessa identica cosa. Esatto, io ti dico di base il gioco, facendo tutte le modalità, facendo i tornei settimanali, facendo varie cose, dà abbastanza crediti per riuscirli a fare 60, 70, 80 pullatine e anche di più. Finita? No, ne stiamo iniziando, Francesco. E siamo nel bel mezzo del divertimento. Di base però ho letto, ma voglio avere conferma sul funzionamento del banner questo qua, perché da come ho capito, se nelle 80 pullate ti esce un personaggio 5 stelle, il successivo 5 stelle arrivando a 80 di sicuro è il personaggio del banner, in questo caso gioca. Ma succhiami le palle, divertimento. Sì, Francesco, tantissimo divertimento, anche doppio, l'ho ricominciato. Allora, l'altra cosa che dovete prestare attenzione e che vi fa andare avanti più velocemente è il Thieves' Den. Allora, innanzitutto è importante il rating. Più aumentate di potenza tutti i personaggi, più vi aumenta il livello generale. No, dopo ci vediamo Squid Game, quindi se vuoi restare con noi per Squid Game, sei sempre il benvenuto, Francesco. Ah, è vero, aspetta, la cosa tu... E io domani a te ti devo chiamare. Io qua avevo trovato solo Ryuji. Allora, sta modalità qua non c'era all'inizio del gioco. Non era a lavorare... È vero, vai a lavorare da Sir, Francesco. Sta parte qua non c'era nella versione base, è stata aggiunta molto dopo e qui si possono sbloccare vari potenziamenti che aiutano un bel po'. Di base vi conviene potenziare i personaggi perché dà piccoli bonus ma che sommati fanno la differenza, tra cui li ho sbloccati in sequenza. Recupera 2 punti stamina in più ogni giorno. Col cazzo, 6.000 euro di ferro, più ferro e stipendio, più su... No, allora puoi fare la vita da una babba per un po', dai, ti capisco. E ce ne sono un bel po' di questi qua. Ce ne sono un bel po'. Ci vuole tempo perché ci vuole tempo. Poi se volete sganciare il vil denaro e comprare avete tutto subito. Ma che sfizio c'è? L'altra cosa che vi consiglio fare è mettere i visitatori. Mettete 3 personaggi qui dentro, fate caricare il tempo di sosta che loro sono qui e li fate salire pian piano di livello. Ogni volta che salgono, allora tu li lasci qua dentro, si riempie la barra. Una volta che sale di livello dà delle monete. Che cosa fate con le monete del Thieves' Den? Innanzitutto il Thieves' Den, più mettete cose più sale di livello, ci sono tanti livelli da far salire, ogni livello sblocca altre cose, ma la cosa importante è questa, la collection. Nella collection potete trovare varie statuine, varie cose con cui personalizzare questa zona. Non conta metterle attivamente qui di fronte, ma basta semplicemente sbloccarli e ognuno di questi dà un bonus. Tipo questo dà il 10% di cristalli blu quando andate a fare i fight per prendere i cristalli per potenziare le armi. Ora 10% è poco, ma andate a vedere da adesso in futuro quante volte andrete a fare quella modalità per prendere i cristalli blu, ne continuerete a prendere sempre di più. Come in 5 Royale. Allora più o meno nel 5 Royale era più una funzione estetica questa, una sorta di colleziona tutte le cose di persona, mettiamola così. Qui ogni cosa di questa ha un potenziamento, sia gli oggetti che le immagini in galleria. Io oggi ho sbloccato questo qua che mi dà un punto di stamina in più al giorno.
La cosa importante, mettetevi pure un timer, regolatevi tranquillamente, fate sempre in modo di non arrivare ai 250 di stamina massima e li lasciate lì così. Prego, prego, dottor Gianmarco. Sì, è per far entrare il fresco. Mo' il fresco inizia ad entrare, aspettavo te. Lascio la porta così e ci acclimatiamo. No, se no, c'è stato un problema, se no lo facevo prima. No, e poi dopo ti racconto, Allora, quindi da qua conviene prendere tutte, più cose... Salve a tutti, scusatemi ragazzi, non avevo letto. Ciao belli. Più cose sbloccate qui, più salite di livello, più punti prendete e più presto salite. Prima si sbloccano le cose con le monete queste qui, perché poi comunque il gioco ve le dà in base al livello dove state, quindi voi continuate a guadagnarle. C'è anche l'exchange e qui danno un sacco di cose e più andate avanti più si sbloccano altri oggetti da prendere. Quindi il Thieves Den conviene farlo e portarlo avanti, ma c'è una... ho messo 2 bottiglie fredde, ok. Torre, perdonatemi, ancora devo capacitarmi col microfono nuovo. Dicevo, penso che avete visto un attimino quello che ho fatto. Vi stavo dicendo, personalmente non puntate solo su un personaggio e potenziate al massimo quello, anche perché come vedete in questo caso per aumentare lei deve salire a livello 40. Fate una cosa un attimino intermedia tra tutti. Però è importante e domani vi faccio sapere sta così, dammi tutto, non mi fa problema. Voglio vedere domani se il numero di questi già scende oppure no. Che conviene ogni mese di venire qua. No, anzi ve lo posso dire in tempo reale, si sono appena aggiornati. C'è stato già il reset del mese. Ok. Allora vi dico sta notizia in tempo reale così passiamo subito a Squid Game. Tra le pullate, tra le cose che fate, cercate di prendervi non tutto, non sprecate sti crediti, ma nell'ordine prendete in questa sequenza qui. Prendete le gemme, prendete le rose dorate, queste sono importantissime per il futuro, ma non vi servono a niente, ma iniziate a prendere. Regola 1 di persona, prendi, conserva, poi quando serve si utilizza. Prendi tutto. Vi lasciate il resto delle cose per quello che vi serve. Arrivate alla situazione dove vi servono 4 di questi per potenziare un'abilità, non vi mettete a consumare 250 punti stamina, 150 punti stamina. Entrate qua, spendete una ventina di monete e vi potenziate il personaggio. Questo qua va tenuto d'occhio.
vi dico tranquillamente, da questi qua che c'erano anche nell'ACN, questo qua mai preso, questo qua mai preso, stessa cosa, eppure questo qua, anche se questo conviene che è per un personaggio a 4 stelle, ma sinceramente questi si riescono a completare facilmente. Mo perdonate se ho rasciato su molte cose, ma dobbiamo vedere la puntata, perché sennò non sapete come finiscono questi Squid Game. Però se voi adesso mi dite che volete un appuntamento tutte le sere dalle 9 alle 10 dove vi mostro qualcosina, vi do qualche consiglio, mi chiedete qualcosa se volete sapere qualche informazione, io mi organizzo non da domani, perché forse non facciamo la live perché viene un amico a trovarci, quindi non vado in live, però da mercoledì mi organizzo con il lavoro e cerco di trovare quest'ora dalle 9 alle 10 fino a quando non viene Gianmarco e mi collego. Ditemi voi. E quindi il microfono ho parlato a voi. Ok, a posto. Anche solo una mezz'oretta inizio live. 9:15, 9:20 però preciso in live, aspettiamo Gianmarco e poi la cosa che facevo prima, solo che poi non c'è stato tempo. Ok, vedo di organizzarmi da mercoledì. Partiamo soft dicendo una sera sì e una sera no, però io cerco di fare tutte le sere, che al momento, visto anche Death Stranding, vorrei trovare un po' di tempo per giocare al caro Kojima Simulator. Vi dico, su sto gioco a me Atlus non mi paga, anzi so io che sto pagando Atlus, è già pagato tanto tra tutte le cose di persone e quant'altro con cui ho speso i soldi. Allora io non vi dico niente perché non voglio farvi spoiler, ma su sto gioco, per quello che ho visto e giocato con i miei occhi, ragazzi, c'è tantissimo da fare con i vostri tempi, con i vostri modi, senza anche spendere un euro, e vi divertite, punto. Prendetelo come viene. Le cose che sto esaminando adesso e vi faccio sapere, me le voglio un attimo studiare. Io credo che ci sia pure il terzo palazzo, e se c'è il terzo palazzo si aggiungono delle cose di gameplay minchia. Io vi dico, una volta che portate di base la storia a compimento per quella che c'è nel gioco e si aspettano gli aggiornamenti, perché io, ecco, ad esempio il primo palazzo l'ho fatto a pezzi, prima tutta la prima parte e poi lo scontro finale è uscito dopo 2 settimane. Qui già c'è tutto. Quando arriverete al punto dove di storia non avete niente da fare, la vostra routine giornaliera sarà di un 30-40 minuti al massimo al giorno. Entrate, consumate i 150 punti stamina, quindi fight a 3 di velocità con l'automatico e via. Vi completate le giornaliere, fate qualche altra cosina dell'evento in corso o altro, spegnete, ragazzi, ne parlo il giorno dopo. L'importante è che accumulate quel po' di risorse giorno dopo giorno, arrivate a un certo punto vi trovate e vi potenziate tutti e andate avanti. Quindi vi lascio con l'ultimo consiglio, come ho detto pure prima a Kerus: andate avanti con la storia, andate avanti con la storia, e ve la faccio capire così. Allora, questo è un mio personaggio. Io qui ho qualcosa che voi forse non avete ancora e che fa diventare i personaggi forti da così a così. Lascio voi indovinare quale cosa sia. Andate avanti con la storia. Se trovate un blocco e vi ammazzano, passate ai memento. Se avete finito i memento, fate qualche fight, andate in giro. E vi dico, volete giocare meglio e velocizzarvi? Finite il primo palazzo e capirete subito. Ragazzi, stacco e ci vediamo tra 5 minuti, giusto il tempo che faccio il cambio. A fra poco. Aspetta, dobbiamo chiudere così. Erus mi ha detto le parolacce perché io ho preso gioco. Lui non l'ha presa ancora. Beh, si trova. Si trova. Comunicazione di servizio. Per il bug della quest della Gilda, al momento il proprietario della mia Gilda è Kerus. Sì, va così. Al momento la Gilda è di Kerus. La vita, oh. Che se è bloccata la quest e se crei non te lo dà come completato.
Perciò non farmelo vedere. Ah, non vuoi vedere neanche... Ah, vedi che si aggiusta tutte le cose. Ma lo prendi pure tu, vai tranquillo. Non ti Vai preoccupare. tranquillo. Tanto poi i banner ogni tanto ritornano e quant'altro. Va, vi dico, io finora, perché non ho avuto tempo in quel periodo e perché non c'era già Marco, io dall'anno scorso che è uscito il gioco a fine settimana scorsa, tutti i personaggi usciti, ce li ho tutti domani. Io ve li vorrei far vedere, non ve li vorrei far vedere che non voglio farvi spoiler, che c'è un personaggio dentro che voi lo vedete e dice che cazzo ci fa lui qui dentro, però c'è. Ragazzuoli, ci rivediamo tra 5 minuti. Tempo che moriamo dal caldo e torniamo. A Svilanken. One